Auto della polizia locale data alle fiamme, gesto doloso e intimidatorio, così il capo della municipale Marco Agostini, che dice: siamo lasciati soli come Falcone. Smog e polveri sottili, con l'arrivo della pioggia si sono abbassati i livelli di allerta. Se continua a piovere domani stop ai divieti, l'annuncio dell'assessore Boraso. Il fondo per le vittime del crack delle banche venete è solo il primo passo per ottenere giustizia, a dirlo le associazioni unite per il fondo, ora da stabilire i criteri per l'accesso. Rotto il tubo del gas, allerta Crignago, via Milanese chiuso al transito per mezz'ora, a lanciare l'allarme i gestori di una tabaccheria, tanta la paura ma nessun ferito. Separare Mestre da Venezia sarebbe un errore, ne è convinto il critico Vittorio Sgarbi, per cui dividere la città storica da quella moderna sarebbe svantaggioso per entrambi. La legge Ius Soli non è una priorità, servono prima politiche per i giovani, il lavoro e per il sostegno a famiglie e pensionati, così nella nostra inchiesta in terraferma. L'incubo è finito per la Reie, che ritrova finalmente la vittoria dopo una striscia negativa di 6 partite, gli Orogranata vincono per 82-80 nei finali. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli di oggi. In apertura l'incendio delle auto della polizia locale di Venezia, atto doloso e intimidatorio, dice il comandante della municipale, che aggiunge di essere stato lasciato solo come Giovanni Falcone. Il servizio. E come insegna Giovanni Falcone, se non c'è la reazione della comunità, se uno viene lasciato solo, è il momento in cui è più esposto al pericolo delle minacce. Parole del comandante della polizia locale di Venezia Marco Agostini ai nostri microfoni, rese pubbliche sul suo profilo social dopo il rogo alle 2 auto della municipale nel giorno di Natale, sebbene fossero ferme e parcheggiate da giorni a Favaro Veneto. Io e tutto il corpo di polizia municipale siamo soli come Giovanni Falcone, prosegue. Il sospetto che si possa trattare di un atto intimidatorio, comandante? Beh, non c'è altra ragione, nel senso che qualcuno vorrebbe spaventarci, non ci spaventiamo così per così poco. Oggi, con le indagini ancora in corso e condotte dalla Questura di Venezia, anticipa quella che a suo avviso è la matrice dell'incendio. È sicuramente doloso perché una macchina ferma da 2 giorni non prende fuoco da sola, all'aperto. È molto complesso. Matrice da ricercarsi nella lotta contro la criminalità, dice Amareggiato. Abbiamo spostato spacciatori da zone, abbiamo bonificato aree del territorio con un lavoro sinergico con le forze di polizia, i militari di strade sicure, ma con risultati veramente eclatanti. Ma è un Agostini deluso sulla poca solidarietà ricevuta e da lui definita come un rumorosissimo silenzio. La preoccupazione che questa cosa non ha provocato una grande reazione in città, come se fosse un fatto normale. Ecco, noi non ce la siamo cercata, noi stiamo lavorando per la città, ottenendo risultati indubbi. Ed ora parliamo dell'emergenza smog. Se continua a piovere domani nella città metropolitana di Venezia potrebbe rientrare lo stop al traffico ai veicoli più inquinanti. Ma vediamo oggi com'è andata il servizio. Anche se la pioggia battente di queste ultime ore non ha spazzato via le polveri sottili, di fatto ha visto rientrare l'emergenza smog, sebbene l'allerta, almeno momentaneamente, sia ancora in essere. Aspettiamo con ansia domani, giovedì, il rilevamento dell'ARPA, perché chiaramente la pioggia ci aiuta, sinceramente dovremmo rientrare in livello verde. Nell'attesa dei rilevamenti di domani, oggi resta l'allerta 1, quella quasi massima che nella colorazione dello smog corrisponde all'arancio. Che significa che molte macchine devono stare ferme, quindi quasi 60.000 macchine nell'area metropolitana dovrebbero fermarsi, fino agli Euro 4 dei diesel e gli Euro 1 per la benzina. La pioggia per oggi quindi non blocca le multe e nemmeno i posti di blocco in essere, con il divieto di sostare anche con motore acceso e lo stop pure a falò e fuochi d'artificio, a meno che non ci siano manifestazioni autorizzate. Perché si possono incappare i posti di blocco per il controllo di chi rispetta o non rispetta l'ordinanza e la legge regionale. Allerta che, come annunciato, tuttavia potrebbe rientrare già da domani con il persistere delle piogge.
Evidentemente se continua a piovere come oggi probabilmente il dato domani sarà più confortante rispetto alla situazione di questi giorni. Una prima battaglia a favore dei risparmiatori rovinati dal disastro di Veneto Banca e Popolare di Vicenza è stata vinta con l'istituzione da parte del Parlamento del Fondo per i risarcimenti, ma la strada resta ancora in salita. Il fondo per le vittime del crack delle banche venete approvato nei giorni scorsi da Camera e Senato è solo il primo passo per ottenere giustizia da parte di chi si è trovato vittima inconsapevole delle condotte dei responsabili di questi disastri finanziari. Lo affermano all'unisono le 10 associazioni radunate sotto l'etichetta Unite per il Fondo. Ricordiamo che la legge non è ancora perfetta, sono necessari dei decreti e dei regolamenti attuativi che noi 10 associazioni CNCU abbiamo messo a disposizione i nostri uffici legali che in collaborazione con il Ministero dovranno elaborare appunto questi decreti e regolamenti attuativi. Regolamenti che dovranno stabilire innanzitutto i criteri di priorità per l'accesso al fondo. E noi vorremmo che questi partissero dalle condizioni delle persone che sono state tradite nei loro risparmi, da quelle che hanno più bisogno e più necessità. Nonostante le risorse siano raddoppiate rispetto ai 50 milioni inizialmente previsti, riconoscono dalle associazioni, si parla di cifre ancora distanti da quelle auspicate da migliaia di risparmiatori truffati. 100 milioni sono insoddisfacenti, questo ce ne rendiamo conto. Intanto dobbiamo subito creare le condizioni di finirli questi 100 milioni, perché il fondo che è stato creato come unico al mondo, perché va comunque a risarcire degli azionisti, sarà ricaricato coi conti dormienti. Le 10 associazioni, che rappresentano complessivamente circa 100.000 persone, si propongono quindi di continuare l'azione di pressione sul governo per garantire ai risparmiatori rovinati un vero risarcimento. Se noi continuiamo a ricordarci prima i risparmiatori, marceremo uniti e colpiremo con vittoria gli obiettivi. Separare Mestre da Venezia sarebbe un errore, ne è convinto il critico Vittorio Sgarbi, per cui dividere la città storica da quella moderna sarebbe svantaggioso per entrambe. È ormai sfumata per mancanza dei tempi tecnici l'ipotesi di un election day tra le elezioni politiche e il referendum sulla separazione di Venezia e Mestre. Al voto si andrà dunque dopo la primavera, ma sicuramente nel corso del 2018, almeno secondo quanto confermato nei giorni scorsi dal presidente del Veneto Luca Zaia. Sull'antica questione prende intanto posizione anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Ogni volta che c'è stato il referendum ha vinto l'unità e forse è giusto, perché se uno riesce a creare armonia fra queste due situazioni, un blocco che le tiene insieme è più forte che non separate. Quando vai separato sei più debole. Unire i comuni è una cosa che oggi si fa. Questo è un comune unito, dividerlo per dire che una è brutta e una è bella, una è moderna e una è antica è un errore. Allineato dunque Sgarbi con le posizioni del sindaco Luigi Brugnaro, che per il critico sta facendo un buon lavoro. Non lo sento da qualche mese, ma non vedo polemiche recenti, osserva. Siccome è un sindaco che ha fatto molto discutere, se facesse degli errori sarebbe immediatamente aggredito. Se non se ne parla vuol dire che va bene. Su come integrare Venezia e Mestre ne sa certamente più di me. Occorre riuscire a trarre beneficio dal fatto che possono convivere, ma questo dipende dalla buona amministrazione, dai progetti, dalle idee. Io non mi sono mai, ho fatto il sovrintendente, ma non mi sono mai occupato di una strategia della città di Venezia come città vivente, mi sono occupato della città dei morti, che è quella dei monumenti, e per quello Venezia certo non ha bisogno di Mestre, ma siccome è una città popolatissima di turisti, Mestre può essere uno sfogo importante. Incidente con furgone questa mattina sul passante, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi non distante dall'uscita di Martellago. L'uomo è stato portato al pronto soccorso con diversi traumi, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto si sono portate le pattuglie della polizia stradale per effettuare i rilievi. Per mettere in sicurezza la zona è stato chiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco aiutati dagli ausiliari del CAV e la società che gestisce il passante di Mestre. Ius Soli, il dibattito si accende tra ultimi appelli a far approvare la legge in fretta e furia e nuovi stop del centro-destra. Abbiamo sentito il parere di italiani ed extracomunitari nell'inchiesta condotta in terraferma a Favero Veneto. Sentiamo. Sono contrario allo Ius Soli, perché ci sono troppi stranieri in Italia, per cui adesso subito glielo diamo. Aspettiamo come all'estero, come succede in Europa, che glielo si dà dopo un po' di tempo che vivono in Italia, almeno dopo 10 anni, non subito immediatamente.
Ius Soli, mentre una parte del PD con la vicepresidente Barbara Pollastrini torna a chiedere che la legge sulla cittadinanza venga approvata prima della fine della legislatura, nel veneziano in piazza, Favaro Veneto per l'esattezza, ci si chiede quale l'utilità di tanta fretta. Per l'amor di Dio, sono persone umane ed è giusto che l'Italia si faccia promotore di aiutare questa gente, però gli italiani hanno bisogno di una mano. Io penso che lo scioglimento delle Camere è inutile perché tanto chi va al governo? La solita ministra, quindi non vedo spiragli di luce come fanno vedere loro. Quindi no al voto solo Ius Soli, non facciamo passare questa legge? No, non deve passare assolutamente, non voglio essere razzista, però bisogna accettare in Italia chi lo merita. Ho imparato a non fidarmi di nessuno. Quindi lei cosa dice? Che è soltanto un'altra propaganda per... Direi proprio di sì. Sì. Ognuno tira l'acqua al proprio mulino purtroppo. E se nel centrodestra Lega e Forza Italia rivendicano lo stop, preme invece la sinistra appellandosi anche al Capo dello Stato, chiedendo di allungare la legislatura di altre 2 settimane affinché la legge possa essere approvata. Sono sincera, votavo la sinistra, adesso basta. Quindi parla da una delusa? Sì, molto delusa. Tutti questi cambiamenti sono molto delusa, difatti si vede che la sinistra non vanno d'accordo neanche tra di loro. Diciamo che io con la sinistra non è che sia tanto d'accordo, sinceramente, con tutti i fatti che sono stati della sinistra ultimamente non ho più la fiducia nella sinistra, sono sincera. E quindi penso che la cosa più opportuna sia da aspettare un po', probabilmente con le nuove votazioni che sarà a marzo. Così gli italiani, e poi c'è lei, la straniera che lavora in Italia da una vita e ha pure un figlio nato qui. Io ho carta soggiorno, sono regolare, non è quello, però non ho ancora la carta, non ho ancora la cittadinanza, anche se il padre di mio figlio è italiano, però vabbè, quindi io ho anche un figlio qua, quindi penso che qualsiasi legge cambi, non penso che mi separino da mio figlio, perché è italiano mio ex, quindi però vediamo, quello che sarà. Una fuga di gas in via Milanese a Mestre, a provocarla forse la rottura di una tubatura dovuta probabilmente a dei lavori di manutenzione. A lanciare l'allarme sono stati i gestori di una tabaccheria che hanno sentito un forte odore e si sono accorti che fuoriusciva del gas. Subito hanno chiuso le utenze per sicurezza e hanno allertato i vigili del fuoco. Sul posto si sono precipitati i pompieri, la polizia locale e gli uomini di Italgas. La zona è stata delimitata e la viabilità gestita dai vigili urbani. La situazione è tornata alla normalità dopo mezz'ora. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. Sempre più caotici e congestionati i rinterni di Venezia, il Movimento 5 Stelle accusa di inerzia l'amministrazione comunale. È indecente che l'amministrazione nel documento unico di programmazione per quanto riguarda il traffico acqueo e la conseguente lotta al moto ondoso abbia messo solo un titolo, senza una qualsivoglia azione conseguente. Il caos e la deregolamentazione del traffico nei rii interni di Venezia hanno raggiunto livelli intollerabili secondo la consigliera 5 Stelle Sara Wiesmann, che accusa l'amministrazione di inerzia sul tema. La discussione sul bilancio, sostiene, poteva essere il luogo dove affrontare finalmente il problema in modo serio, ma ancora una volta si è preferito rinviare tutto al futuro con qualche vaga dichiarazione di intenti. Il sospetto è che questa inerzia sia per nascondere tutti quegli interessi che circolano nella laguna. Abbiamo lancioni, abbiamo taxi, abbiamo un sacco di operatori che in questo momento usano i canali lagunari in modo selvaggio. Noi dobbiamo andare ad incidere per ritrovare sicurezza e ritrovare ordine all'interno dei canali lagunari. Quello che andrebbe fatto, sostengono i grillini, è sedersi a un tavolo con tutte le autorità competenti sulle acque lagunari per stilare finalmente quel piano del traffico acqueo di cui si parla ormai da decenni. Ed ora ci fermiamo, c'è una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est ed ora siamo allo sport, basket. Per i veneziani sono finalmente arrivate quelle buone notizie che mancavano da troppo tempo. Sentiamo.
L'incubo è finito per la Reyer, che ritrova finalmente la vittoria dopo una striscia negativa di 6 partite tra campionato e Champions. Gli Orogranata hanno finalmente rotto l'incantesimo maligno che li avvinceva, sconfiggendo Sassari al Taliercio nell'overtime, dopo un match tesissimo durante il quale i sardi hanno reagito costantemente ai tentativi di allungo dei veneziani. Sono molto contento per i miei giocatori perché e li ringrazio perché tanti hanno giocato in condizioni veramente difficili, tant'è vero che stesso Bruno non ha giocato, Thomas si è bloccato durante il riscaldamento, Stefano ha giocato un'infiltrazione. Devo dire che avere Orlik da 3 è stata una cosa molto importante perché ci ha dato fisicità, ci ha dato presenza al rimbalzo, ma tutti si sono sacrificati combattendo. A decidere la gara i minuti finali, quando i sardi hanno agguantato il pareggio a lungo cercato proprio in chiusura dell'ultimo quarto. Il vantaggio psicologico era tutto dalla loro parte al supplementare, quando si è continuato a giocare punto a punto fino alla decisiva azione difensiva orogranata sull'80 pari, che 12 secondi prima della fine ha portato ai tiri liberi della vittoria. Ringrazio anche i tifosi che sono stati bravissimi, tutta la colpa, ma tutti i tifosi in generale, perché ci hanno fatto sentire tanto calore sia prima che dopo, e quindi questa vittoria è anche per loro, perché sono quelli che ci sostengono e ci hanno sostenuto in questo momento non buono. Ed ora siamo al nostro momento con i presepi, quindi guardiamo le bellissime immagini del presepe di Mario Beraldo di Musile di Piave. Siamo al momento del meteo, guardiamo insieme le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Residua instabilità sulle nostre regioni, qualche pioggia in giornata ma con tendenza al miglioramento. Nel dettaglio sul Veneto diffusa instabilità con piogge un po' su tutti i settori della nostra regione, anche forti nel corso della mattinata. Fenomeni comunque in cessazione entro sera-notte. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra 1 e 5 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Situazione quasi del tutto invariata, perché anche qui il tempo sarà spiccatamente instabile un po' su tutti i settori della nostra regione, con piogge diffuse, localmente anche di moderata intensità. Generale miglioramento col passare delle ore. Vediamo le temperature. Le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, i valori minimi tra 3 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Molte nubi anche sulla nostra regione, il cielo risulterà essere coperto un po' ovunque, ma non sono attese precipitazioni degne di nota e la neve cadrà a copiosa sui confini alpini anche a bassa quota. Vediamo anche in questo caso le temperature. Le massime saranno comprese tra 7 e 8 gradi, dunque valori più o meno stazionari, valori minimi invece tra 0 e 1 grado. Il mare sarà mosso sulle coste e molto mosso al largo. I venti invece saranno moderati da nord. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Siamo quasi in conclusione di questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione d'attualità e di cronaca 20:10. Ospite in studio Ettore Rosato, capogruppo del PD
alla Camera. E con questo è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie davvero per averci seguito e buona serata.